Buonasera, benvenuti al TG Sicilia, vediamo i titoli di questa edizione. Arrestato a Palermo un somalo di 28 anni per l'omicidio del giovane tunisino in via Macheda. Sarebbe uno dei partecipanti alla spedizione punitiva avvenuta il 4 luglio. Luca Sammartino dovrà restare lontano dalla politica. Il Tribunale conferma la sospensione dagli incarichi pubblici per l'ex assessore regionale finito nell'inchiesta Pandora. Emergenza Cenere, a Catania superati i limiti di polveri sottili, ordinanza del sindaco trantino che impone la rimozione entro 20 giorni. Ad Acireale Barbagallo chiede mezzi e apparecchiature. Il volto sorridente di Paolo Borsellino da oggi proiettato nel monumentale cortile Macheda di Palazzo dei Normanni. A Palermo il via alle iniziative per il 32esimo anniversario della strage di via D'Amelio. Crisi idrica a Messina, tavolo in prefettura, disposto un sopralluogo alla fonte del Bufardo per capire come aumentare la portata d'acqua. A Trapani, consiglio comunale straordinario. A Palermo da lunedì partono i razionamenti. Spettacolo ad Acireale, serata finale della rassegna cinematografica dedicata al regista palermitano Roberto Andò. Carra e Picone, mattatori sul palco. Calciomercato, il Palermo ha ceduto il portiere Pigliacelli al Catanzaro, l'attaccante Henry promette tanti gol, nuovo rinforzo per il Catania, in difesa arriva Mario Ierardi. Ancora ben trovati, lo avete sentito in primo piano, torniamo a parlare di quanto accaduto in via Macheda circa 2 settimane fa a Palermo. È morto il 20enne tunisino picchiato dal branco. L'aggressione, dicevamo, è avvenuta il 4 luglio scorso. Il giovane è rimasto in agonia per 2 settimane. Però c'è questa novità: nel pomeriggio è stato arrestato uno dei presunti responsabili di questa spedizione punitiva. Si tratta di un somalo di 28 anni. Sentiamo il servizio di Maglio Viola. Una rissa tra nordafricani e anche alcuni palermitani, le bottigliate nel cuore del centro storico di Palermo, in via Macheda. Una delle tante risse, ma questa volta c'è però scappato il morto. A distanza di 12 giorni dall'accaduto è deceduto oggi il tunisino 20enne che era stato selvaggiamente picchiato dopo una rissa. Moataz Derbeli, questo è il suo nome. Sempre oggi è stato arrestato dalla squadra mobile un giovane somalo di 28 anni che gravita nel quartiere Ballarò e che sarebbe uno dei partecipanti al pestaggio avvenuto lo scorso 4 luglio, una rissa scoppiata per il controllo del territorio, come accade spesso nel francobollo del centro storico palermitano, poi l'aggressione selvaggia nei confronti del ragazzo tunisino che per 12 giorni è rimasto in condizioni disperate in ospedale. Oggi il decesso, una morte che apre anche alla polemica in campo politico, se da un lato il sindaco del capoluogo, Roberto Lagalla, non può che manifestare amarezza per quanto successo, dall'altro Forza Italia, tramite il capogruppo al Consiglio Comunale, Ottavio Zacco, vuole aprire un tavolo di crisi e dice: è inaccettabile che episodi di tale violenza continuino a verificarsi nelle nostre strade. La morte del cittadino tunisino è solo l'ultimo di una serie di atti di violenza che stanno seminando paura e insicurezza tra i cittadini di Palermo. Nonostante appelli, polemiche e proteste, il centro storico di Palermo continua ad essere Far West in determinati orari della giornata. E il servizio che avete sentito era invece di Marco Gullà. Adesso cambiamo argomento, parliamo dell'inchiesta Pandora, perché il Tribunale conferma la sospensione dagli incarichi pubblici per l'ex assessore regionale Luca Sammartino. Dovrà restare lontano dalla politica. Vediamo. Luca Sammartino dovrà restare lontano dalla politica. Il Tribunale per il riesame di Catania ha rigettato l'appello presentato dai suoi legali contro la sospensione da incarichi pubblici disposti dal GIP nell'ambito dell'inchiesta Pandora. Sammartino, che si è dimesso sia da vicegovernatore che da assessore regionale all'agricoltura dopo la notifica del provvedimento, è indagato per 2 presunti casi di corruzione. Il 16 giugno scorso la Procura di Catania ha fatto notificare un avviso di conclusione indagine a 29 persone nell'ambito di un'inchiesta che tratta anche presunte infiltrazioni della criminalità organizzata ed episodi di corruzione al comune di Tremestieri e Tenneo. 2 presunti casi di corruzione contestati dalla Procura. Il primo è di avere favorito il proprietario di una farmacia impegnandosi nell'impedire l'apertura ad un suo concorrente. Il secondo riguarda 2 carabinieri del nucleo di polizia giudiziaria che avrebbero fornito notizie
giustizia su eventuali indagini nei suoi confronti e bonificato da eventuali cimici la sede della sua segreteria. Respinto il ricorso presentato dagli avvocati di Elio Arnao e Cristian Maroni, accusati di aver fatto parte del branco che ha partecipato allo stupro di gruppo ai danni di una 19enne avvenuto il 7 luglio dell'anno scorso al Foro Italico a Palermo. Gli avvocati avevano chiesto la misura cautelare dei domiciliari. Il GIP di Catania invece ha revocato la misura cautelare per gli indagati dell'inchiesta Vasi Comunicanti che il 4 luglio scorso ha scoperchiato un presunto sistema di corruzione relativo alla fornitura di stent. In libertà i 4 professori Tamburino, Contarini, Micari e Nicosia. In libertà pure i referenti delle aziende distributrici dei presidi medici al centro delle indagini della Guardia di Finanza. Tutti i 9 indagati erano accusati a vario titolo in concorso per falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale e corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio. La revoca è motivata dal fatto che sono venute meno le esigenze cautelari. Cambiamo ancora argomento e adesso torniamo a parlare dell'emergenza cenere. Il sindaco di Catania, Trantino, emana un'ordinanza di protezione civile per rimuovere entro 20 giorni le polveri vulcaniche, superati in alcune zone appunto della città i livelli consentiti. Lorena Dolci. La presenza di cenere vulcanica ha fatto superare i limiti delle polveri sottili in alcune zone di Catania. Lo ha rilevato l'ARPA, l'Agenzia per l'Ambiente. L'emergenza polveri diventa ufficialmente un problema igienico-sanitario con rischi respiratori e problemi agli occhi, considerate anche le alte temperature di questi giorni. È per questo che il sindaco di Catania ha emanato un'ordinanza di protezione civile che impegna le aziende titolari del contratto dei 3 lotti cittadini a intervenire con straordinaria rapidità e sistemi eccezionali. Non più le 10 settimane annunciate. L'obiettivo, alla luce dei nuovi allarmanti dati, è rimuovere entro 20 giorni la coltre nera che ricopre il territorio comunale. 350 le tonnellate già rimosse, a fronte di circa 4.000 tonnellate ricadute su piazze e strade. Rischi per la salute, strade scivolose e conseguenti incidenti, tombini otturati e allagamenti. Per evitare lo scenario peggiore, l'ordinanza dovrebbe finalmente imprimere un'accelerazione alla macchina degli interventi. Eccezionalità, necessità e urgenza sono le parole chiave che giustificano procedure straordinarie, come straordinaria è la situazione di chi vive ai piedi di un vulcano attivo. Diventa allora operativo il piano di divieti di sosta per consentire efficaci operazioni di pulizia, evitando il passaggio a vuoto delle spazzatrici al centro delle strade. Attenti ai cartelli, d'ora in poi entreranno in azione i vigili urbani e il carro attrezzi e la differenza si vede. Ecco via Vittorio Emanuele e piazza San Placido, per fare alcuni esempi, o anche piazza Iolanda ripulita proprio oggi. Lo stesso non si può dire della via Umberto. E l'Etna resta un sorvegliato speciale dopo la nuova eruzione di ieri sera. Il cratere voragine infatti ha dato vita a suggestive fontane di lava, provocando una colonna di cenere alta 6.000 metri e una colata lavica che è tracimata dall'orlo della Bocca Nuova. È un ciclo di attività che continua a cambiare il volto dell'Etna, ma anche a provocare disagi. Prima sentivamo appunto Catania ancora si fa i conti con la cenere che è caduta diversi giorni fa, invece il comune più colpito da questi ultimi parossismi è Acireale. Noi abbiamo sentito il sindaco Barbagallo che lancia ai nostri microfoni un appello e dice: servono mezzi speciali e apparecchiature, non basta spazzare i nostri comuni. Lo sentiamo. È arrivato il momento di organizzarsi, non possiamo continuare i sindaci a spazzare i nostri territori, perché le forze economiche e umane sono quelle che sono, e anche in termini di attrezzatura. Ormai non è più un fatto straordinario, ma è un fatto ordinario. L'Etna ogni anno coinvolge tantissimi comuni della provincia di Catania. A questo punto ritengo che il Presidente della Regione, come capo della Protezione Civile, l'ingegnere Cocina, debbano necessariamente programmare l'acquisto di attrezzature, di mezzi speciali per aspirare la cenere vulcanica, perché a rotazione, a secondo dei venti e a secondo di quando avviene l'eruzione, i nostri comuni vengono riempiti dalla cenere vulcanica, che per fortuna oggi non diventa più rifiuto,
grazie alla circolare della Regione Siciliana c'è la possibilità di riutilizzarla in edilizia. Il volto sorridente di Paolo Borsellino da questo pomeriggio e fino al 18 luglio sarà proiettato nel cortile Macheda, il monumentale cortile di accesso a Palazzo dei Normanni, sede del Parlamento siciliano. Prendono così il via le iniziative insomma, a pochi giorni dall'anniversario del 32esimo anniversario della strage di via D'Amelio. Manlio Viola. Il volto sorridente del giudice Paolo Borsellino proiettato nel cortile Macheda di Palazzo dei Normanni. L'iniziativa organizzata dal presidente della Commissione Antimafia Antonello Cracolici d'intesa col presidente dell'Assemblea regionale Gaetano Galvagno è stata inaugurata oggi pomeriggio e dà il via alle manifestazioni per il 32esimo anniversario della strage di via D'Amelio che cade venerdì prossimo. Questo è il palazzo delle regole, il palazzo delle istituzioni e omaggiare con un tributo a un grande uomo è anche un modo per dire che la Sicilia non solo non dimentica ma continua la battaglia. La proiezione proprio nel cortile del Palazzo del Parlamento siciliano è un importante monito anche per la famiglia Borsellino, come dice la nipote di Paolo, figlia di Rita Borsellino, che a lungo ha tenuto viva la memoria. È importante che sia sempre presente la sua memoria, possa ricordare quanto è stata importante la sua figura e quanto ancora adesso sia importante e che ancora aspettiamo una verità che è tarda ad arrivare. Il sorriso di Paolo, che comunque aveva sempre trasmesso serenità e tranquillità, comunque quel sorriso ancora a qualcuno fa paura. Da oggi a venerdì si susseguiranno tanti altri eventi che culmineranno proprio venerdì sul palco allestito in via D'Amelio con il ricordo delle agende rosse, con il corteo che unisce simbolicamente le due stragi, Falcone e Borsellino, e con la fiaccolata della sera. Intanto si apprende che ben 526 beni confiscati alla mafia saranno assegnati per essere utilizzati alle ex province per vari scopi. Un segnale chiaro che non sempre i beni confiscati finiscono in rovina, ma al contrario vengono a volte destinati a importanti scopi sociali e istituzionali. E adesso l'emergenza idrica a Messina, un tavolo convocato in prefettura. È stato disposto anche un sopralluogo alla fonte del Bufardo per capire se è possibile aumentare la portata d'acqua, ma l'emergenza idrica riguarda un po' tutte le città siciliane, anche a Trapani, consiglio comunale straordinario. Buona notizia invece per i catanesi perché è stata firmata la convenzione con la Servizi Idrico Etnei. Sentiamo. Con le temperature roventi di questa settimana si complica anche la crisi idrica in Sicilia. A Messina era stato annunciato e si è tenuto un tavolo tecnico in prefettura nel corso del quale è stato disposto per giovedì mattina a Fiumefreddo un sopralluogo per verificare la possibilità di un aumento per uso idropotabile del quantitativo d'acqua proveniente dal sistema di pozze e gallerie Bufardo utilizzata dalla città di Messina e dai comuni del Catanese, Mascali, Calatabbiano e Fiumefreddo. Al momento la fornitura idrica è suddivisa equamente tra uso idropotabile ed irriguo. Il tema è delicato perché la risorsa idrica continua a diminuire in tutta la Sicilia, lo voglio ricordare, e quindi faremo un ulteriore passaggio giovedì per comprendere come possiamo eventualmente supportare ancora di più il disagio della cittadinanza. Di emergenza idrica si è parlato anche a Trapani, dove si è tenuto un consiglio comunale straordinario, mentre ad Agrigento la turnazione arriva adesso a 15 giorni. A Catania invece finalmente potrà esserci il gestore unico dell'acqua. È stata firmata la convenzione della durata di 29 anni tra l'Assemblea territoriale idrica del capoluogo etneo e la Servizi Idrici Etnei, la società per azioni che già dal lontano 2005 avrebbe dovuto gestire il servizio idrico integrato nei 58 comuni del Catanese, occupandosi non solo di far arrivare l'acqua nei rubinetti ai cittadini, ma anche del collegamento fognario e della depurazione dei reflui. A Palermo scatterà lunedì 22 luglio il piano di razionamento dell'acqua predisposto da AMAP, una misura d'emergenza che si rende necessaria per garantire non soltanto il presente ma anche il futuro del servizio di erogazione idrica nella città. Le misure di razionamento saranno individuate e comunicate nei prossimi giorni e saranno effettuate cercando di ridurre al minimo i disagi e soprattutto evitando di coinvolgere utenze pubbliche o sensibili come per esempio gli ospedali. E adesso invece parliamo di questi 30 nuotatori tra persone affette dal morbo di Parkinson, i loro familiari e medici che hanno attraversato questa mattina a nuoto lo stretto di Messina. Vediamo.
Una sfida vinta per il gruppo di 30 impavidi nuotatori provenienti da tutta Italia che questa mattina, sfidando il mare aperto e le sue correnti, hanno attraversato lo stretto di Messina. Bracciata dopo bracciata, un'impresa speciale perché a compierla sono state persone con il Parkinson affiancate dai loro familiari e dai neurologi che le hanno in cura. Bravi, bravi! La Swim for Parkinson, questo è il nome dell'iniziativa giunta alla sua quarta edizione, promossa dalla Fondazione Limpe per il Parkinson Onlus, allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica su questa malattia neurodegenerativa e di raccogliere fondi in favore del progetto Outdoor per migliorare la qualità della vita delle persone con il Parkinson attraverso l'attività fisica. Gli studi scientifici dimostrano infatti i benefici dell'allenamento sportivo nel rallentare la progressione della malattia e nel migliorare il benessere psicofisico delle persone con il Parkinson, e se praticata in gruppo l'attività motoria contribuisce a creare legami favorendo un senso di appartenenza e sostegno reciproco. Per testimoniare concretamente questo legame anche quest'anno le ideatrici della manifestazione, Francesca Morgante e Maria Chiara Sensi, neurologhe della Fondazione Limpe, Cecilia Ferrari ed Emanuela Oliveri, entrambe persone con il Parkinson, hanno percorso insieme i quasi 4.000 metri che separano Capopeloro da Cannitello. Gli eurodeputati siciliani raccontano al nostro telegiornale cosa vogliono dall'Unione per quanto riguarda la regione siciliana. Il nostro inviato a Strasburgo, Luca Ciliberti. A Strasburgo si apre la nuova legislatura per i 705 deputati dei 27 Paesi membri dell'Unione Europea per una settimana decisiva, quella che determinerà i vertici delle istituzioni dell'Unione Europea. Stamattina Roberta Metsola è stata confermata alla guida dell'Eurocamera con una maggioranza record in plenaria, 562 voti favorevoli sui 699 presenti. Adesso la partita politica tra gli Eurogruppi si giocherà sulla designazione dei 14 vicepresidenti. Giovedì toccherà alla Presidente della Commissione Europea con l'uscente Ursula von der Leyen che cerca la riconferma. A Strasburgo, soprattutto per i nuovi eurodeputati che si sono presentati con le famiglie e gli affetti più cari per tutti, è un primo giorno di scuola. Oggi noi abbiamo rimarcato uno dei temi più importanti che riguarda la Sicilia, che è l'immigrazione, ma siamo convinti che la legislatura che si apre sarà importante su tanti temi, la modifica del Green Deal, l'andare incontro alle esigenze degli agricoltori, per noi in modo particolare avviare una discussione sui grandi temi come quello della siccità. In Europa arriviamo per cercare di dare anche una mano per una coesione degli Stati all'interno di un'Europa che possa essere più forte, che possa essere più autorevole nei rapporti anche commerciali con gli altri continenti. Ma vorrei dire anche che questa Europa deve guardare alla pace. Onorevole Antoci, prima interrogazione parlamentare della nuova legislatura è la sua. Sì, insomma è su un tema importante, siamo partiti con un tema importantissimo, quello della siccità. A questo seguirà sabato un incontro e un convegno a Sant'Orsteno di Camastra. Un'Europa mai come questa volta che deve essere considerata vicina e di interesse alle esigenze della Sicilia. E adesso lo spettacolo ad Acireale, pubblico delle grandi occasioni per la serata finale della rassegna cinematografica dedicata al regista palermitano Roberto Andò. Grandi mattatori sul palco, Ficarra e Piccone. Ci racconta tutto Eva Spampinato. Noi abbiamo capito subito che una storia su Giovanni Pirandello avrebbe Luigi Pirandello e anche i suoi familiari, fra cui Giovanni e tanti altri, avrebbe comunque interessato il pubblico perché è un fatto di cultura e la cultura è importante. La simpatia e l'eterno gioco di equivoci di Ficarra e Piccone hanno conquistato il pubblico di Acireale per la prima edizione del Festival Cinematografico Acese, che quest'anno è stato dedicato ai lavori del regista palermitano Roberto Andò, con cui il duo comico ha sancito una proficua collaborazione artistica partita con La Stranezza, che mette insieme uno degli aspetti più importanti dell'opera di Pirandello, la mescolanza di comico e tragico, da cui la nascita di questa Cast vincente non si cambia. Roberto Andò rilancia e rimette insieme Tony Servillo con Ficarra e Piccone per un nuovo film, L'Abbaglio, ambientato in Sicilia, in uscita a gennaio, che partirà ancora da un fatto storico reale. A me piace partire da un dato storico reale e insinuare un elemento di invenzione, anche nell'Abbaglio è così. È lo sbarco dei garibaldini che vanno a trovare Pirandello. Sì, vanno ad Agrigento proprio per dirgli
mi raccomando, vedi che poi un giorno tu devi scrivere grandi cose. Pirandello era piccolino, no? Certo. Allora era giovane. Il film si chiama L'Abbaglio, ma si poteva chiamare i 1000 personaggi in cerca d'autore. Esatto. Si era indecisi. La rassegna cinematografica diretta da Mario Patanè ha visto sfilare in 5 giorni ospiti come Isabella Aragonese, David Coco, Donatella Finocchiaro e Valeria Solalino. Una pausa, torniamo tra poco con le ultime di calciomercato. Bentornati, seconda parte del nostro telegiornale. Adesso il calciomercato, il Palermo che ha ceduto Pigliacelli al Catanzaro ha presentato oggi l'attaccante Henry, nuovo rinforzo anche per il Catania, che ha ufficializzato invece l'arrivo del difensore Mario Ierardi. Sergio Colosi. Il Palermo ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo del portiere Mirko Pigliacelli al Catanzaro. Oggi la presentazione dell'attaccante centrale Thomas Henry, ex Verona in Serie A. Spero di fare qualche gol perché è il mio lavoro come attaccante, ma spero soprattutto che gli altri anche faranno questi gol che saranno importanti per la squadra. Il prossimo 20 luglio amichevole dei rosanero con il Monza, il 26 con il Leicester. Il difensore centrale Mario Ierardi, milanese di 26 anni, è un nuovo calciatore del Catania. Al club rossazzurro si è legato per il prossimo biennio con opzione per la stagione 2026-27. Ierardi negli ultimi 2 anni a Vicenza, dove ha giocato 60 gare realizzando 8 reti, è cresciuto nel Genoa militando nell'Ecco, Sud Tirol, Pescara e Ravenna. Dalla Ternana potrebbe arrivare il centrocampista Gregorio Luperini, ma il club umbro chiede un esborso economico maggiore. Il Catania intanto lavora nel ritiro di Assisi. Neppure la formulazione del calendario di Serie C ha scosso il Messina di Sciotto, che sfoglia la Margherita per la sede del ritiro. Alla soluzione Santa Domenica Vittoria si è aggiunta Zafferana e Tennea. Nelle ultime 24 ore blocco di 6 arrivi per il Trapani, il centrocampista Nermin Karic, i difensori Francesco Benassai e Daniele Celiento, il portiere Alessio Pozzi, gli attaccanti Nicola Muscas e Agustin Marsico. Noi ci fermiamo con questa edizione del TG Sicilia, questo era il nostro ultimo servizio, grazie come sempre per averci seguito, a tutti voi un buon proseguimento di serata.